E un pugno allo stomaco e altro non potrebbe essere la chiatta con 101 bare che attraversa Venezia sino all'Arsenale, una modalità shock scelta dalla Will Veneto per sensibilizzare ancora una volta la sicurezza sul lavoro. 101 bare, simbolo dei 101 morti sul lavoro registrati in Veneto nel 2023, anche se l'unica regione a segnare una diminuzione degli infortuni nel triennio 2021-2023, ma non basta. Pronti a trovare un accordo con gli industriali, a dirlo a Venezia il segretario generale della Will Pierpaolo Bombardieri. Indifferenza, assuefazione e rassegnazione, più grandi nemici della sicurezza per il segretario veneto Roberto Toigo. Noi siamo pronti a discutere, lo abbiamo già dichiarato nell'incontro che abbiamo fatto con Orsini, abbiamo apprezzato il richiamo intanto alla responsabilità sociale, che è un tema che noi abbiamo posto tante volte, e ovviamente siamo pronti a discutere con Confindustria dei temi, soprattutto quelli di relazioni industriali che lui ha posto. Intanto la proliferazione dei contratti. Riteniamo che sia arrivato il momento di limitare i contratti a soggetti che siano effettivamente rappresentativi. Ecco perché noi abbiamo chiesto a Confindustria e al Governo di discutere della limitazione, della semplificazione degli impianti contrattuali, perché riteniamo che chi lavora nello stesso settore e svolge le stesse funzioni non possa essere trattato in modo economico diverso a seconda se le associazioni datoriali sono diverse. Questo apre un tema sulla rappresentatività delle aziende, delle associazioni delle aziende e dei sindacati. Noi siamo pronti ad affrontare questo tema. Abbiamo firmato tempo fa un accordo con Confindustria sulla rappresentanza che in vigore sta funzionando. Chiediamo al governo di dare una legge di sostegno a quell'accordo. Ricordo che nel pubblico impiego si vota da quasi 20 anni. E poi c'è ovviamente il tema della sicurezza. Oggi è la dimostrazione che la sicurezza è un tema complessivo che riguarda tutti, che riguarda le scelte culturali di questo Paese, che riguarda la necessità di sensibilizzare l'opinione pubblica su questo dramma. Quindi siamo pronti a discutere con Confindustria, entrando nel merito dei temi e verificando quali sono le condizioni di un eventuale accordo. Voi sapete che noi abbiamo criticato quel decreto perché intanto non crediamo che la patente a punti, che fra l'altro stava per essere rinviata, possa essere uno strumento di intervento immediato. Noi continuiamo a sostenere che servono misure concrete, serve aumentare i controlli, serve intervenire di più sulla prevenzione e sulla formazione, serve rendere simili le norme che ci sono nei subappalti a cascata del settore privato a quelli pubblici. Penso che anche questo sia un tema che ha posto Orsini e che riguarda tutti, e se lo dicono le aziende, se lo dice Confindustria che c'è un tema sui subappalti a cascata, io penso che il governo ne debba tener conto. Poi noi continuiamo a sostenere che serve anche una procura speciale. I magistrati intervengono purtroppo alla fine di queste tragedie e c'è la necessità di rendere giustizia a tante famiglie che non l'hanno avuta. C'è sicuramente un problema di personale perché per anni nella pubblica amministrazione, voi ricorderete ovviamente insieme a me, che per anni si è spiegato che la diminuzione del debito pubblico passava attraverso il blocco delle assunzioni nel pubblico impiego. Abbiamo visto che così non è, che il debito pubblico è aumentato, le assunzioni si sono bloccate e adesso paghiamo quelle scelte fatte nel corso degli ultimi 15 anni. È chiaro che bisogna fare più assunzioni, bisogna finanziarle, ma bisogna farle anche in modo intelligente, perché se le assunzioni si fanno attraverso concorsi nazionali per trattamenti economici che stanno intorno ai 1.500 euro e si spiega che magari un vincitore di concorso deve spostarsi dal mezzogiorno in Veneto, diventa complicato. È strano che si parla di autonomia differenziata, di autonomia delle regioni, poi i concorsi sono ancora nazionali e non si dà invece non si fanno scelte di questo tipo. Quindi è necessario rafforzare le assunzioni, aumentare gli organici non solo degli enti di ricerca. Io vorrei ricordare anche quelli dei carabinieri che operano in questo settore. Sono pochi, sono distribuiti male e quindi è necessario intervenire con questi strumenti. 1040 morti non sono accettabili. Noi sosteniamo che bisogna arrivare a 0 morti sul lavoro. Vorrei ricordare che oltre 1040 persone che hanno perso la vita, noi abbiamo nel nostro Paese ogni anno 500.000 incidenti. Noi pensiamo che sia possibile intervenire, non possiamo far finta di niente, quindi chiediamo
intanto l'attenzione dell'opinione pubblica, speriamo che questo serva a smuovere le coscienze di tutti, perché non c'è la stessa reazione quando c'è una tragedia sul lavoro e quando c'è una tragedia di altro tipo. Fate, voi che siete nel settore della stampa e della comunicazione, potete verificarlo. Nel caso delle tragedie se ne parla un giorno, forse 2 o 3 quando c'è una tragedia che colpisce più persone e poi cade il silenzio. Noi pensiamo che questo sia sbagliato, quindi l'obiettivo è sensibilizzare tutti su questo tema e ovviamente chiedere alla politica e a tutti di assumersi le responsabilità di fare di più. Noi continuiamo a pensare, nonostante i numeri dell'Istat, che in questo Paese ci sia ancora troppo lavoro precario. I numeri che ci danno anche qui degli enti di ricerca ci dicono che ci sono più di 2 milioni di lavoratori in nero, ci sono 4 milioni di lavoratori che stanno sotto i 12.000 euro annui lordi e mi pare che i numeri dei contratti a tempo determinato siano ancora eccessivi. Questi lavoratori non li vede nessuno, perché è ovvio che i numeri che si danno sono quelli dell'Istat, sui quali magari bisognerebbe fare una riflessione, perché se il metodo di rilevazione dice che se tu hai lavorato un'ora entri in quei famosi numeretti, insomma diventa un po' drogato quel numero. Quello che noi vediamo sui posti di lavoro, nelle aziende, nel settore del commercio, del turismo, è una preponderanza di lavoratori e lavoratrici che hanno contratti a tempo determinato e lavoratori precari, sono lavoratori che non possono prendere un mutuo, che non possono avere un finanziamento, perché quando vanno in banca, in quelle stesse banche che hanno fatto grandissimi profitti in questi anni e chiedono un mutuo o un prestito, gli dicono che se non c'è qualcuno che garantisce o non hanno un contratto a tempo indeterminato non li vedono, sono invisibili. Quindi c'è un problema di sfruttamento che è per noi un problema molto grave, è un problema che per noi è fondamentale, che è quello di far vedere che questi fantasmi sono persone come noi, spesso sono i nostri figli, i nostri nipoti, i nostri amici, che non riescono a trovare una soluzione e non riescono fra l'altro a costruirsi una vita. Una manifestazione forte per un problema gravissimo. Qui ci sono alle nostre spalle 101 bare, che sono i morti del Veneto nell'anno 2023. Già oggi siamo arrivati a 37 a luglio senza vedere cosa è successo, sapete benissimo, tra luglio e agosto. Cosa significa questo? C'è un impegno? Sì, io credo che nel Veneto ci stiamo impegnando tanto con le aziende, con le istituzioni e così via per debellare questo problema. Ma se la risposta è quella che abbiamo alle spalle, ancora non ci siamo. C'è molto da fare, ma credo che la formazione, i controlli, come si diceva prima, ma ci sono 422.000 aziende in Veneto. Pensare di avere una struttura che controlla 422.000 aziende è utopia pura. Dunque bisogna pensare alla cultura della vita. Questa va insegnata nelle scuole e noi vinceremo questa battaglia solo quando un lavoratore o una lavoratrice, quando si vede in una situazione di pericolo, è capace di fermarsi. Allora riusciremo a vincere questa battaglia, altrimenti controlli, formazione, che assolutamente sono indispensabili, non saranno sufficienti. È un impegno che dobbiamo avere tutti insieme, anche sul discorso dei subappalti, degli stranieri eccetera, con le varie associazioni stiamo facendo un lavoro. Oggi in Regione, proprio in questo momento, si sta arrivando alla fine della conclusione di un testo, di un accordo sulla sicurezza. Bisogna lavorare tutti assieme, da soli non ce la possiamo fare, ecco perché oggi qua non siamo per accusare nessuno, ma per mettere tutti insieme per provare a risolvere questo problema, che anche in Veneto è pesante. Dire che abbia funzionato, se non ci fosse stato cosa sarebbe successo? Cioè, io questo vedo, l'impegno che ci stiamo mettendo tutti è profondo. È profondo e questo tavolo aveva bisogno di essere rimesso in moto con delle verifiche, delle cose diverse e lo stanno facendo in queste ore. Sembra non cioè quando tu vedi 100 morti dici non è servito. Io penso cosa sarebbe successo se non avessimo fatto questo tipo di lavoro. C'è tanto da fare, ma possiamo farlo tutti insieme. Oggi ci sono qua le aziende con noi perché hanno anche loro lo stesso obiettivo e provare insieme a fare le cose. Altra cosa diversa è tutta quella platea di aziende che non sono associate da nessuna parte, dove non abbiamo un'interlocuzione, e se noi andiamo a vedere i dati su dove sono capitati i morti sul lavoro, noi ci rendiamo conto che è dove noi non riusciamo ad arrivarci e magari, come diceva la collega prima, anche dove con la scuola non si riesce a dare questa cultura della vita. Noi ce la mettiamo tutta per intercettarli il più possibile, le nostre sedi sono sempre aperte come quelle dei nostri colleghi che ci danno sostegno alla manifestazione di oggi.
Noi questo possiamo fare, possiamo andare vicino a loro, possiamo esserci, fare una cosa come questa di oggi, fare in modo che veicolano queste informazioni per far vedere che si possono rivolgere e possiamo aiutarli. Non avete mai pensato a un numero verde, un numero da chiamare? Non abbiamo pensato a un numero verde, un numero da chiamare, noi abbiamo i nostri uffici, come dicevo, che sono aperti 12 ore al giorno e abbiamo tutti i numeri di telefono possibili e immaginabili. Abbiamo i delegati nelle fabbriche, abbiamo le RSU, abbiamo i nostri iscritti che possono dare le cose. Ma un messaggio che devo dire, oggi qua siamo tanti addetti ai lavori, siamo persone, però tutte le persone che vedono, sentono questo problema si devono avvicinare a chi cerca di risolverlo, perché altrimenti da soli non ce la facciamo.